Sono finite le vacanze in casa della APU GSA al Palasport Benedetti, il tempio della pallacanestro udinese. La formazione di coach Lino Lardo si ritrova questo pomeriggio per dare ufficialmente il via alla stagione 2016-2017. È una giornata piovosa, su Udine si è abbattuto un fortunale che ha rinfrescato la temperatura e queste basse temperature significano che la squadra, Capitan Vanuzzo e compagni, dovranno impegnarsi per alzare invece la temperatura del tifo udinese. I tifosi sono comunque già accorsi in massa in questa prima giornata, questo giorno di raduno, anche per la curiosità di vedere i nuovi, soprattutto per vedere Gino Cuccarolo che ha già fatto la sua comparsa fuori dallo spogliatoio del Benedetti, firmando autografi e facendo fotografie. Un Gino Cuccarolo che da domani inizierà a lavorare con i suoi nuovi compagni, tutti confermati della passata stagione. Ben 7 giocatori arrivano dalla meravigliosa cavalcata che ha portato la GSA alla vittoria a promozione in quel di Montecatini un paio di mesi fa. Una GSA che già stasera conoscerà il primo dei suoi due americani, Eddie Delegal, che atterra a Trieste e raggiungerà subito Udine per fare la conoscenza con il coach e con il manipolo di giocatori con i quali giocherà nella stagione 2016-2017 nella Serie A2 Citroën. Poi l'altro americano, il playmaker Laser, arriverà in fine settimana, quindi già da lunedì nel ritiro di Gemona del Friuli. Il coach e lo staff tecnico della GSA potranno lavorare per iniziare la preparazione in vista del campionato. Ci saranno le amichevoli subito sabato 27 agosto contro il Klagenfurt a Gemona. Ci sarà il primo test utile per conoscere le caratteristiche dei nuovi arrivati, soprattutto per capire quali possono essere le ambizioni della APU GSA Udine nella stagione 2016-2017. Michi Ferrari, allora ci si ritrova per il raduno per la stagione 2016-2017, quella del ritorno di Udine in A2. C'è ancora un po' di elettricità, un po' di contentezza, no? Per la promozione raggiunta 2 mesi fa. Sicuramente sono passati pochi mesi in realtà, anche se ormai è una vita fa, però comunque la voglia di far bene, la carica che ti ha dato una promozione meritata sul campo è tanta, e quindi tanta la voglia di far bene anche quest'anno. Sei stato uno dei primi ad arrivare qui al Benedetti per il raduno, circa mezz'ora prima, no? Rispetto alla deadline imposta da coach Lardo. Ci sono già un po' di appassionati, no? Per vedervi all'opera in questa prima sgambata. I due americani sono in arrivo, Gino Cuccarolo è tra voi. Che squadra però è quella più GSA costruita per questa nuova stagione? Sicuramente l'ossatura sarà quella dell'anno scorso, siamo rimasti in 7 decimi della squadra che ha fatto la promozione e secondo me è un passo importante perché siamo una squadra già rodata e collaudata. Adesso dobbiamo inserire i nuovi giocatori, che Gino lo conosco più o meno, comunque un bravo ragazzo, sicuramente si inserirà bene. I due americani chiaramente non li conosco, ma tutti mi hanno detto che sono due ottimi ragazzi che non avranno sicuramente problemi a inserirsi nel nostro gruppo, che è un gruppo affiatato e che ha sempre accolto tutti nel migliore dei modi, quindi benvengano e ci portino un grande aiuto. Ultimo messaggio per la tifoseria udinese, siamo nel durante, per così dire, della campagna abbonamenti. Se per caso dovessi dare una spinta al tifoso friulano per abbonarsi, qual è il tuo messaggio? Venite a vederci, venite a sostenerci, perché sarà un campionato difficile, duro, contro squadre forti, di blasone, di nomi importanti, ma noi ce la metteremo tutta come ci abbiamo messo l'anno scorso e saremo sempre i primi sui palloni vaganti, saremo sempre i primi a strappare un rimbalzo, quindi faremo valere l'orgoglio friulano. Mauro Pintone, ben ritrovato, un nuovo raduno, il secondo con la maglia della più GSA, però stavolta non è più Serie B ma A2. Sì, è una grandissima emozione perché ci aspetta un campionato super, molto affascinante, perché comunque quest'anno ogni partita, ogni domenica sarà da combattere col coltello tra i denti, perché ogni partita insomma giochiamo contro squadre blasonate, per cui sarà stimolante ogni settimana. Sei un giocatore esperto della categoria, hai già disputato la Serie A2 al pari di quasi tutti gli altri confermati dalla più GSA, eccezione fatta per Vittorio Nobile. Tu l'hai appena detto, è un campionato difficile, ci sono tante squadre blasonate, tanti dicono che il girone est della 2 è molto più affascinante rispetto alla 1, sei d'accordo? Ma sì, io in primis, ma penso tutti i miei compagni, non vediamo l'ora di cominciare il campionato. Adesso prendiamola con calma, facciamo bene la preparazione atletica,
però ripeto, sono emozionato perché giocare ogni domenica contro questi nomi, anche se comunque anche in passato ho fatto sempre campionato di A2 e l'ho visto tante volte, però un campionato così penso di non averlo mai visto con tutti questi nomi. Bisogna fare un richiamo, no, alla tifoseria friulana, comunque si cerca di farlo per fare in modo che vengano staccate tante tessere durante la campagna abbonamenti. Qual è il messaggio di Mano Pinton alla Pumania? Il messaggio è che sarà un campionato difficilissimo, noi siamo neopromossi e sicuramente avere un palazzetto a Cividale o al Carnera, non dico pieno perché è difficile, però con parecchi tifosi ci darebbe una grossa mano. Quello che abbiamo avuto l'anno scorso in più, quello che ci ha accompagnato ogni domenica è stata una forza in più, insomma è stato un sesto giocatore in campo e quest'anno avremo bisogno ancora di più. Eccoci, siamo assieme a Vittorio Nobile, è un raduno da Serie 2 questo, Vito, c'è un po' di emozione in te? Sì, è il primo in assoluto, dopo una vittoria dell'anno scorso del campionato, sono veramente emozionato ma molto carico. Sì. Eccezione fatta per Trucco e Zacchetti che ormai sono due friulani d'adozione, no? Beh, Trucco è di Pordenone, possiamo dire che è friulano al 100%, no? C'è Michele Ferrari che è undinese doc, tu che sei di Basigliano ti senti addosso questa maglia, senti addosso il nome di Udine, no? Sì, senz'altro, io sono nato in provincia di Udine, quindi secondo me sono di Udine e sono veramente già emozionato adesso, è il primo giorno. Nella scorsa stagione Coach Lardo ha puntato tanto su di te, all'inizio hai avuto un po' di difficoltà di ambientamento che era abbastanza comprensibile, poi sei cresciuto a dismisura, ti sei ricavato un posto nello starting five, quest'anno c'è un playmaker americano in teoria che dovrebbe partire davanti a te, però quanto potrebbe aiutarti Tele Laser per crescere ulteriormente? Sì, lui sicuramente sarà un motivo di... posso spingere per seguire un giocatore così. Io ho guardato dei video su YouTube, ho visto che... Sei preparato? Ho guardato un po' il giocatore e sicuramente fisicamente ne avrò ancora per raggiungere il suo livello, ma ho visto anche dalla regia, da lui sicuramente potrò imparare ancora qualcosa. Mi porto dietro comunque un bagaglio dell'anno scorso, che avevo un giocatore come Antonio Porta che mi ha più volte raccomandato di fare certe cose sul campo. Io mi porto tutto quello che lui mi ha detto e guarderò sì laser insomma, però mi ricorderò molto di Porta sicuramente. Eccoci, Coach Lardo, siamo all'avvio di questa nuova stagione che rappresenta il ritorno di Udine in Serie 2 e anche il ritorno di Coach Lardo in Serie 2. Ma sì, veramente sembra che non ci siamo mai fermati, forse perché il campionato è iniziato così, è finito così tardi, a metà giugno e perciò niente, torniamo con molto entusiasmo, molta voglia, orgogliosi di aver riportato sicuramente Udine in A2 e perciò carichi il giusto, dobbiamo essere bravi, iniziare coi piedi per terra perché vedo che in città c'è molta voglia, molto entusiasmo, molte aspettative anche, però insomma io sono contento di ritrovare gran parte del gruppo dell'anno scorso, perciò insomma bene, siamo pronti. Dopo i primi 3 giorni di lavoro in città ci si sposterà da domenica a Gemona, sede del ritiro della PGSA, per una settimana e poi il 27 si giocherà la prima amichevole contro il Klagenfurt sempre a Gemona. Come è strutturato il lavoro bianconero in questi primi 10 giorni? Sì, intanto insomma, c'è una buona notizia che i nostri 2 stranieri arriveranno insomma, in tempi buoni, visto che ci sono sempre le problematiche burocratiche riguardanti i visti. Delegal arriva questa sera, Laser arriva sabato, perciò insomma, saremo pronti in ritiro, saremo al completo e come al solito, come tutte le preparazioni che contraddistinguono le mie squadre, le prime 3 settimane daremo molta più diciamo, importanza al lavoro atletico, anche se butteremo giù le basi tecniche e la mentalità. Avere un gruppo, sicuramente 7 giocatori del gruppo dell'anno scorso ci faciliterà sicuramente il lavoro tecnico e anche di amalgama, però di lavoro ce ne sarà tanto da fare, ma ripeto, prime settimane sicuramente il lavoro di De Conti sarà fondamentale per mettere benzina nei muscoli dei ragazzi. Siamo nel bel mezzo della campagna abbonamenti, qual è il messaggio di Coach Lardo alla tifoseria friulana? No, beh, il messaggio deve essere un messaggio di tutti noi.
sulla scia del bel lavoro che abbiamo fatto l'anno scorso, credo che la gente ci abbia dato fiducia, ci conosce, sa come lavoriamo con tanto amore, tanta passione. E io avevo fatto una promessa l'anno scorso all'inizio dell'anno, non vi posso promettere che vinceremo sempre, ma vi prometto tanto impegno e una squadra che trasmetta valori positivi e soprattutto che non molla mai. Quello c'è sempre stato, poi sono arrivati i risultati e chiaramente è stata la ciliegina, e quest'anno dobbiamo ripartire da qui e chiaramente il binomio insieme ai nostri tifosi è stato eccezionale, così deve essere, perciò credo che la gente l'abbia capito e spero che magari qualcun altro in più si avvicini alla nostra squadra rispetto a quella dell'anno scorso. E il messaggio deve essere questo, tanti messaggi positivi e trasmettere valori sportivi. Davide Michelic, finisce l'Europeo Under 16 femminile, però ti rituffi immediatamente nella PUGSA con questo raduno in vista della Serie A2. È sempre il primo giorno di scuola, è sempre entusiasmante, insomma, peccato che piova fuori, è tutto temporale, ma insomma che la pioggia porti fortuna. Trovo i ragazzi in forma, tutti bene, stasera arriva anche Delegal, tutto a posto, dopodomani arriva anche Laser, quindi credo che il gruppo sarà subito a pieno regime per essere torchiato da Lino e dal suo staff. Con orgoglio ti dico che arrivano subito 2 americani in giro per l'Italia, molti hanno difficoltà a recuperare i visti, noi invece ce l'abbiamo fatta, quindi il nostro lavoro l'abbiamo fatto, uno sta atterrando adesso, l'altra parte abbiamo mandato il biglietto definitivo un'ora fa, quindi è sempre questo il trauma, no, del pre-campionato quando c'è di mezzo americani, far arrivare il prima possibile, quindi credo che il gruppo sarà compatto da subito, dal ritiro, e quindi avremo occasione a Gemona di prepararci come si deve, anche perché sarà un precampionato credo stupendo, in linea con quello che poi sarà il nostro campionato, un campionato da vivere domenica dopo domenica. Dopo 5 anni Udine si raffaccia alla seconda lega nazionale, un pizzico di orgoglio in te nel presidente Pedone penso che ci sia, perché era l'obiettivo che vi siete posti quando vi siete incontrati e avete deciso di cominciare a lavorare assieme. Certo, la nostra coppia fin qua ha funzionato, anche le sconfitte ci hanno aiutato a migliorare, perché credo che poi le cose non vengano mai per caso, no? Siamo saliti quando era giusto che salissimo, quando c'erano le condizioni ambientali, societarie, tecniche per far sì che la squadra fosse pronta a salire di categoria. Dalle sconfitte abbiamo imparato, adesso con umiltà noi vogliamo andare avanti e non fermarci qua. Questo noi abbiamo detto fin dall'inizio sarà un campionato per noi da neopromossi, quindi da coloro i quali si affacciano a questa magnifica vetrina, lo faremo con umiltà ma con grande entusiasmo, con la voglia di stupire ogni domenica, quindi umili sia il punto giusto ma anche ambiziosi. Eccoci, siamo assieme all'uomo più alto d'Italia, Gino Cuccarolo. C'è qualche difficoltà in Francesco Tonizzo per inquadrarti, però intanto benvenuto a Udine. Grazie a voi, sono molto felice di essere qui a Udine, di far parte di questa grande squadra, di avere Lino Lardo come allenatore, che avere allenatore lui vuol dire essere orgogliosi di far parte di questo club, insomma, ecco. Se vuoi ci mettiamo un po' più indietro così ci vede meglio. Bravo, hai già capito il nostro spirito. Gino, allora, sei un giocatore trevigiano, un giocatore veneto, in spogliatoio avrai altri 2 giocatori veneti che potranno far sentire come a casa, Pinton e Vanuzzo, penso che tu li conosca, no? Sì, loro 2 li conosco molto bene, comunque conosco anche bene Zacchetti e Truccolo, quindi già trovarmi con 4-5 giocatori a mettere anche Castelli alla fine è già un bel gruppo, insomma, lo sto già affrontando nei migliori di modi, quindi sono felicissimo. Che cosa darai alla PUGSA? Io alla PUGSA ci metterò l'anima, il cuore e tutto quello che mi chiederanno. Spero di riuscire a mettere il mio mattoncino come sicuramente tutti quanti gli altri faranno. Dario De Conti è il preparatore atletico della PUGSA, chiamato in casa da coach Lardo, però prima di tutto congratulazioni per la nascita di Diego. Grazie mille a tutti. Quindi è stata un'estate abbastanza intensa, no? Per la tua famiglia, adesso si riparte per questa nuova avventura in A2. Sì, è stata un'estate bella intensa, però abbiamo avuto questa super notizia, quindi veramente passa tutto. Adesso siamo qua, non vediamo l'ora di cominciare, una squadra un po' nuova, bei ragazzi, abbiamo preso i 2 americani, quindi insomma tante novità da mettere in mezzo e iniziamo a lavorare.
Coach Lardo ha detto che in questa prima fase si lavorerà ovviamente prettamente sotto profilo fisico con qualche nozione tecnico-tattica. Ecco, sotto profilo fisico come è impostato il lavoro? Ma il lavoro, in questi primi 3 giorni diciamo lavoro un po' di ripristino, quindi di conoscenza, un po' vediamo a che livello siamo per poi partire la settimana prossima che abbiamo il ritiro su Agemona e vediamo di organizzare un po' meglio le cose. I primi giorni sarà i classici lavori, i carichi di lavoro che sono un po' di ripristino della corsa, della mobilità, un po' di stretching, insomma vedere un po' di mettere tutti per lo stesso livello, arrivare domenica, lunedì prossimo pronti per il ritiro, insomma, per iniziare a aumentare un po' i carichi. È la volta adesso della carta stampata. Simone Firmani, collega del Messaggero Veneto, per presentare questo raduno della Piuggia SA. Ha seguito il mercato estivo della Piuggia SA. Se potessi dare un giudizio, fare un bilancio. Dunque, è stato intanto un mercato che è iniziato su una base solida, quella dell'anno scorso, con i giocatori che più si sono distinti nella promozione per la Serie A2, dopodiché sono arrivati 2 americani e un italiano. 2 americani pare siano molto forti, uno più esperto e uno più giovane, mentre Cuccarolo probabilmente darà molto sostegno in mezzo all'area a Capitan Vanuzzo e a Zacchetti. Si giocherà come nella scorsa stagione perché il coach Lardo è stato confermato, ovviamente, quindi un basket fatto di tanta difesa, tanta corsa e, come si suol dire, le fortune del GSA passeranno per la propria metà campo. Esatto, la difesa sarà la chiave di volta di questo campionato, come lo è stato anche l'anno scorso, e penso oltretutto che Lardo continuerà su questa linea, in quanto insomma, il successo che è arrivato lo abbiamo visto qui al Palazzetto Benedetti fino a poi arrivare a Montecatini. Enrico Turloni, Radio Onde Furlane, sempre a fianco della Piuggia SA. Nella scorsa stagione eri alle mie spalle, mi facevi da bodyguard, no? Quando ci giocava qui al Benedetti. Quest'anno ci giocherà o Cividale o il Carnera, per fortuna avremo spazio entrambi, no? Per muoverci, dai, una battuta. No, tra l'altro spero che al Carnera abbiano messo a posto la tribuna stampa dei giornalisti, che era un po' stretta, per dire la verità, no? a parte gli scherzi. Speriamo bene quest'anno. Ieri si è radunata a Trieste e il presidente Pedone ha detto alla conferenza stampa di presentazione alla banca di Cividale vicino a Udine, insomma, ha detto che lui vuole vincere il derby e sicuramente con la Fortitudo, ahimè devo dire, però va bene, e poi ha detto io voglio assolutamente riuscire a fare un buon campionato senza velleità, penso quest'anno di salire, però credo che la rosa sia una buona rosa. Io ho solo qualche dubbio sul centro perché Cuccarolo mi sembra un ottimo giocatore, viene da un'annata a Bologna non positivissima, nel senso che poi sono retrocessi, ma questo non è una discriminante e bisognerà vedere se la sua altezza sarà un grande vantaggio per la GSA, soprattutto a rimbalzi, o se potrà diventare, perché magari ci sono dei pivot più strutturati, magari fisicamente un po' più bassi, che però magari a rimbalzi si fanno sentire meglio. Vedremo, magari non lo conosco bene io. L'unico problema secondo me potrebbe derivare da lì, ma non credo più di tanto. Vediamo il coach Lardo cosa farà, soprattutto plasmando il numero 3 che mancava ed è arrivato questo istrione di Illegal. Vediamo, almeno dalle immagini sembra stoppatore, tiratore, giocatore eclettico. Vediamo, grande garanzia con Tyler Laser, credo. E poi il gruppo storico. A parte Poltro che ha salutato, ma ha fatto una scelta di vita, anche per lui è arrivato il momento probabilmente di decidere dove posizionarsi stabilmente in Italia. Vedremo Max, io spero, sicuramente ci sarà posto per me e te, ma penso che ci sarà posto per tantissimi tifosi che magari vanno a vedere l'Udinese, poi vengono a vedere, anche se a Cividale che è comodissimo, col treno 10 minuti da Udine, vengono a vedere la GSA. Io spero presto anche al Carnera, l'auspicio almeno è quello. Eccoci, Gianbosio si ricompone la coppia, no? Che ha commentato la Piuggia SA nella scorsa stagione. Bentornato intanto del viaggio di nozze, auguri. Grazie mille Max, grazie anche per gli auguri e un saluto a tutti quanti gli amici che ci seguono. Che altro dire, sono un po' emozionato, è il primo giorno di scuola. Si è sempre a Benedetti, teatro delle gare di Serie B 2015-2016, però il Benedetti custodirà i primi giorni di preparazione della Piuggia SA che affronterà il girone est
della Serie A2. Qui a Udine la Serie A2 l'abbiamo toccata, l'abbiamo vista con i nostri occhi nel 2011, quindi 5 anni fa. Tu l'hai vista anche commentando Trieste, più di recente. Sì, personalmente lo trovo il campionato più interessante in Italia per svariati motivi. Il primo è più la palissiano, perché ci sono tantissime squadre del grande blasone, come appunto Treviso, Siena, Fruto Bologna, Virtus Bologna, Udine, Trieste. Ma poi mi piace A2 perché è anche un campionato in cui ci sono tanti italiani, ci sono tanti giocatori che vengono dalle minors, che hanno diciamo una piccola chance per poter lanciarsi magari in carriera. Tanti giocatori abbiamo visto qua nelle passate a Udine, a Cividale, nelle passate edizioni dei finali nazionali Under 19. È un campionato che sarà sicuramente bello, come dici tu, sarà un campionato impegnativo. Chi hai detto, ma si parlava tra me e te precedentemente questa intervista, no? Sì, volevo dirti questo, volevo chiederti ovviamente questo. C'è la sfida Udine-Trieste che potrebbe calamitare l'attenzione di tutte le appassionati regionali, anzi lo è sicuramente. Però chi potrebbe recitare nel ruolo da protagonista a questo girone est? Un nome su tutti, questo sarà ovvio, fuori tutto Bologna. Viene da 2 grandi stagioni, la prima 2 anni fa promozione della BLA, quest'anno ha fatto dei playoff da leccarsi i baffi, ha avvicinato ancora di più il pubblico di Bologna alla squadra e questo ha portato entusiasmo alla proprietà che ha fatto dei investimenti importanti per una 2 perché riportare a casa Mancinelli che è un giocatore che non sa neanche presentare, poi attenzione l'acquisto di Michele Ruzier, qualche voce lo dava anche qua vicino a Udine, io conoscendolo un po' ero abbastanza sicuro che non venisse, è andato a Bologna e secondo me è un playmaker che insieme a Candi farà la differenza per Fortitudo Bologna. Poi c'è la Virtus, chiaramente per blasone, onestamente non mi sono ancora tanto informato e secondo me potremmo far bene anche noi, perché hanno fatto una cosa giustissima la società, e quando fai una promozione come abbiamo fatto noi carica di entusiasmo, ovvero confermare gran parte del gruppo, così sei di inerzia. Adesso è la volta di Barbara Castellini che ormai dopo aver occupato per tante volte le poltrone degli studi di Udinese TV per il calcio, ora le occuperà anche per il basket, no? Molto volentieri, seguire la GSA Udine comunque non è solo lavoro, è una grande passione per me, ho imparato un po' a conoscere questa squadra la passata stagione e adesso ci godiamo questo sogno che è la 2. In pochi addetti ai lavori, no? Seguivano la squadra quando era in Serie B, forse per un discorso di categoria, però dopo la promozione, grazie anche a voi, c'è stato un salto pazzesco, no? Anche a livello mediatico, di attenzione attorno a questa creatura bianconera. Sì, questo mi fa piacere perché c'è una società molto seria che sta lavorando bene, che ha scelto un allenatore che ha fatto un vero e proprio, dico miracolo l'anno scorso, però ha dato un'impronta importante e c'è una squadra che è rimasta per 7/11, la stessa che ha conquistato la promozione, che è formata da veri professionisti, da ragazzi in gamba che hanno dato moltissimo per la maglia bianconera e quindi mi fa piacere che anche la città di Udine si sia affezionata a questo gruppo e sono certa che quest'anno ci sarà un grande seguito sia nelle partite casalinghe che in trasferta. Questo aspetto, no? Dei 7 decimi confermati che permetterà ancora di più al pubblico friulano di identificarsi nella più GSA. Sì, c'è un grande capitano, Manuel Vanuzzo, che ha portato entusiasmo, esperienza e ha dato moltissimo nel suo primo anno in bianconero. Ci sono ragazzi poi come Truccolo, Ferrari, Zacchetti, che conosciamo da tanti anni perché hanno vestito anche la casacca della Snyder o Udine, quindi sono legati tantissimo a questi colori. Poi ci sono altri elementi che abbiamo imparato a conoscere nel tempo come Pinton, Nobile, poi ci sono anche i nuovi ragazzi, 2 americani di Legal, Laser e Cuccarolo, poi è arrivato anche lui da un campionato più importante della Serie B, quindi giocatori che andranno a impreziosire un roster che parte già con uno zoccolo duro importante.